Beh, allora intanto il montepremi totale è di 12.000 euro, che sono stati suddivisi in 430 buoni sconto. I buoni sconto sono da 100 euro, da 50 euro, da 20 euro e da 10 euro. Quindi ogni cittadino consumatore che va nel circuito delle attività aderenti e fa un importo minimo di spesa che è divisa per categorie merceologiche, quindi bar, cartolerie, edicole, la spesa minima è di 5 euro. Nei negozi alimentari fino a 150 metri quadrati di 10 euro, dai 151 ai 250 chiedo scusa, sono 25 euro, mentre nelle attività di ristorazione e non alimentare l'importo minimo di spesa è 20 euro. Quindi ad ogni acquisto che viene fatto viene rilasciato un gratta e vinci. Il massimo assegnabile di gratta e vinci sono comunque 5, nel senso che se io vado in un negozio alimentari da 100 metri quadrati e spendo 80 euro, la divisione diviso 10 sarebbe per 8, in realtà io posso aver diritto solo a 5 gratta e vinci. Questi biglietti, una volta che io ho grattato ed ho vinto, possono essere rispesi nello stesso esercizio dove ho fatto l'acquisto o negli esercizi del circuito dei 9 comuni, che sono 133 attività.